Piano stai che mi viene infarto, che io sono 3 giorni che non dormo. Ma non eri tedesco tu? Ja, jawohl. È uno scherzo. Ja, nein. Allora, per il 1° aprile, Nein. più grande dei pesci d'aprile, i pesci d'aprile. Perché ad aprile i pesci sono di aprile. Kartoffeln and fishes. Cartofani in pesce, secondo me, pesce con patate. Right. Allora, la grande presa per il culo, lesson number 2. Era un Achtung questo? Cioè, Giangio c'ha. Mi sono fatto coadiuvare da Giangio, però è il cugino tedesco di Zani questo qua. No, Giangio! Però quando uno fa sport può ispettorare effettivamente. Quindi sto andando a fare un'oretta di camminata veloce, o forse da solo. Forse da solo perché ci sta Sturtruppen Zani che mi sta un pochino. Eccola. Addirittura c'è gente che cambia strada. C'era Giangio, c'era questa ragazza che stava con la tua linea. E è stata cambiata. Questa è un'oretta molto complicata. Giangio, è finita la guerra, è finita, Giangio, è tutto a posto. Nein, mein comandante, la guerra nein. C'è una guerra mediatica, Finisce dai la guerra. ogni giorno è una battaglia, anche in ogni giorno viviamo una battaglia personale, anche in questo hai ragione, Giangio. Però non è guerra, è una battaglia. Sta salita per me è una battaglia, non è una guerra. E secondo me sto male, oggi ci si diverte. 1° aprile, la grande presa per il culo col cugino tedesco di Giangio. Mein capitano, mein Fräulein. Secondo te stiamo male? Posso dire una cosa? Che bella Posso maglietta. dire una cosa? Oh, c'è cosa? Devo dire una cosa. C'è cosa, Giangio? Secondo te stai male? Secondo me stiamo Mein male. capitano, ti faccio vedere io, mo Stefano. Mettiti a fare le flessioni. Ma non hai capito che stamattina non torni a casa? Con una mano.